Oggi dall'OP Trapani e Isolecadi ci sono arrivati dei meravigliosi sgombri. Allora abbiamo pensato a fare un aperitivo, un antipasto, ma principalmente un aperitivo va benissimo. Lo sgombro e una bruschetta con lo sgombro. Rosy, cosa... Allora, diciamo che questa è una ricetta abbastanza facile e immediata che tutti possono fare, soprattutto poi avendo il pesce fresco, insomma, è un'idea molto buona, soprattutto nel periodo anche estivo. Noi oggi faremo questa bruschetta con i nostri meravigliosi sgombri. Il primo passaggio che andremo a fare è quello di prendere il nostro sgombro e sbollentarlo leggermente in modo da dargli consistenza, in modo così poi da prenderne i filetti, che sono questi di qua. Noi ovviamente l'abbiamo fatto prima perché così agevoliamo insomma nella procedura della bruschetta. Dopodiché andiamo a tostare il nostro pane. Questo è un pane con un grano di tumminia, quindi un grano antico, che metteremo da parte in attesa di fare il nostro patè. Prendiamo i nostri pomodori, prendiamo il nostro bicchiere dove andremo a emulsionare tutti gli ingredienti, quindi i pomodori, i capperi dissalati, le olive nere e ovviamente il nostro sgombro, che è l'elemento principe della ricetta. Andiamo a fare il nostro patè, metteremo 2-3 pomodorini nel mix. Ricordiamoci che una volta tutto il pesce veniva preparato poi per il periodo invernale nelle conserve, quindi questa è una ricetta che poi volendo si può anche fare durante il periodo invernale con lo sgombro sott'olio. Poi andiamo a mettere i nostri capperi, una manciata. Ricordiamo che il cappero è molto salato, quindi bisogna stare molto attenti nell'utilizzarlo. Le nostre olive che andremo a denocciolare, andiamo a mettere le nostre olive e andiamo a prendere il nostro sgombro con il suo olio in modo che ci aiuta ad emulsionare il tutto. Prendiamo il nostro mix e andiamo a emulsionare. Andiamo ad aggiungere un altro po' d'olio fino a quando non otteniamo la giusta consistenza. Ok, otteniamo così questa crema, questa mousse. Andiamo a prendere le nostre bruschette, il nostro piatto in cui le andremo a poi servire. Qui non andiamo ad aggiungere ulteriore sale perché già abbiamo la sapidità dello sgombro e dei capperi e delle olive, che sono tutti elementi molto sapidi, e quindi rischieremo di fare un composto eccessivamente salato. Andiamo a condire le nostre bruschette. Il profumo è eccellente, si sente il profumo dello sgombro, dell'olio. Possiamo mettere un altro filo di olio usiamo così all'uscita, diciamo, e poi volendo potete anche ulteriormente arricchire il vostro piatto, magari con dei pomodorini a crudo. Insomma, potete divertirvi e spaziare con la vostra fantasia. Allora Rosy, quanto costa un piatto così? Ma senti, qui saremo intorno a €1, cioè veramente un piatto povero ma gustoso e ricco di elementi nutritivi corretti, quindi il top, diciamo. E tra l'altro lo sgombro sott'olio lo puoi tenere a casa, e quindi ci sono arrivati degli amici, cosa faccio? 2 minuti, hai preparato un aperitivo gradevole e molto territoriale e buono. Esattamente, quindi buon pescato siciliano. Buon appetito!